Con il dottor Renzo Rossetto parliamo quest'oggi di cereali e colture industriali, o meglio del comparto dei cereali e delle colture industriali nel Veneto nel 2021. Com'è andata? È andata molto bene, direi. Entrambi i comparti hanno avuto un incremento del valore della produzione. E i cereali hanno raggiunto i 650 milioni di euro con una crescita oltre il 30%, e le colture industriali sono saliti a 290 milioni di euro con una crescita del 17%, dovuto essenzialmente principalmente al generalizzato incremento dei prezzi. Scendiamo un attimo più nei dettagli con le tre colture principali, ovvero frumento, mais e soia. Sì, come dicevo, l'aumento dei prezzi poi ha sopperito a magari difficoltà che ci possono essere state dal punto di vista produttivo. Infatti, per esempio, per il mais, che è ancora la prima coltura per superfici investite, anche se sono leggermente scese a circa 147 mila ettari nel 2021, c'è stata una forte problematica di rese e di produzione che sono calate dell'11%, però l'aumento dei prezzi del 42% ha controbilanciato queste perdite produttive. Un discorso simile vale anche per la soia, dove le superfici sono leggermente cresciute, sono arrivate a 140.000 ettari, ma le rese sono scese a 3 tonnellate a ettaro, c'è stata una riduzione del 18%. Ma anche qui l'aumento dei prezzi di oltre il 47% ha controbilanciato le perdite produttive. Discorso simile per il frumento, dove oltre all'aumento dei prezzi di circa il 30% c'è stato invece un incremento sia delle superfici coltivate, 95.000 ettari a frumento tenero, 15.000 ettari a frumento duro, che delle rese, che sono state delle buone rese. L'andamento invernale primaverile ha favorito i cereali autunno-vernini, con dei fatturati che per esempio per il frumento duro sono raddoppiati rispetto al 2020 a 35 milioni di euro, e per il frumento tenero sono saliti del 60%, arrivando a 170 milioni di euro. Invece per quanto riguarda le colture minori, com'è andata? Qui ci sono degli aspetti positivi e negativi a seconda delle colture. Diciamo che per quanto riguarda i cereali è andato bene per l'orzo, perché anche nonostante una riduzione delle superfici c'è stato un aumento delle rese e dei prezzi, mentre il riso ha avuto delle riduzioni sia di superficie che di rese che di produzione. Per quanto riguarda i semioleosi minori, è andata male per il girasole da un certo punto di vista, nel senso che c'è stata una riduzione forte degli investimenti che sono scesi del 27%, ma anche qui i prezzi cresciuti del 60% hanno controbilanciato queste riduzioni di produzione. E invece è andata molto bene per la colza, che ha aumentato gli investimenti, sono saliti a oltre 4.400 ettari in crescita del 36%, e i prezzi in aumento hanno ulteriormente contribuito ad un buon risultato economico. Male la barbabietola, che ha avuto problematiche diverse, sia un calo degli investimenti sia un calo delle rese. L'unica cosa che ha salvato un po' l'annata della barbabietola, con un fatturato che è rimasto stabile, è stato il record del grado di polarizzazione, che ha raggiunto i 15 gradi, e un aumento dei prezzi di liquidazione. Stabile anche il tabacco, tutto sommato ha avuto un lieve incrementi di superfici e di produzioni. Prezzi stabili. Qui il problema è che a livello di redditività ci sono stati forti aumenti di costi di produzione, e la coltura è un po' in sofferenza.